Carissimo Don Antonio, signor Sindaco, cari amici delle confraternite e cari amici e fedeli di questa comunità parrocchiale, e con grande gioia che adempio oggi a un dovere di paternità spirituale, di comunione ecclesiale e di amicizia sacerdotale. Anzitutto di paternità spirituale. Sarebbe certamente piaciuto essere qui il 6 agosto a condividere con voi questa gioia, ma non è stato possibile. Tutte le parrocchie fanno parte di questa famiglia, sono unite, devono collaborare. Qui abbiamo anche una cosiddetta unità o comunità pastorale che raccoglie insieme 3 parrocchie e poi un centro di assistenza per gli anziani, e all'interno di questa comunità si vive uno stesso spirito, una collaborazione, una condivisione degli ideali. C'è anche un dovere di amicizia sacerdotale e personale. Ecco, non sembra, ma i preti si vogliono bene, si aiutano e si rispettano. Qualche volta può darsi che non si dia questa impressione, però sicuramente c'è questa volontà di lavorare insieme, di aiutarsi e di camminare insieme nel percorso di carità e di comunione ecclesiale. Ecco, questo volevo dirlo per esprimere la condivisione della gioia di avere insieme un vostro pastore che vi guida con intelligenza e con affetto. C'è anche però un sentimento di gratitudine che devo esprimere, anzitutto a Don Virgilio Zancuri, che ci ha lasciato, è ritornato alla casa del Padre, ma nella comunione dei santi penso che condivida questa nostra gioia e interceda dall'Altissimo la grazia perché questo cammino di fede possa raggiungere sempre la sua meta. Un ringraziamento a Don Gianni Pinna, che insieme a Don Ignazio Serra e a Don Giancarlo Caria hanno curato la parrocchia questo periodo, in cui non c'era un parroco. A loro un vivo ringraziamento da parte mia, ma penso anche da parte vostra. Ovviamente un grazie sincero a Don Antonio perché ha accolto questo invito a venire a curare questa parrocchia con la sua intelligenza, con la sua capacità e con la sua esperienza. Ecco, questi sentimenti ci devono animare in questo momento. Però permettetemi anche di darvi 2 brevi indicazioni o di presentarvi 2 brevi riflessioni dopo l'ascolto della parola di Dio. Ecco, quando noi ci riuniamo a celebrare l'Eucaristia e ascoltiamo la parola di Dio, e questa parola la dobbiamo ascoltare. E quindi dobbiamo lasciarci illuminare, guidare, direi anche criticare dalla parola di Dio. Bene, cosa abbiamo ascoltato oggi? Quale insegnamento possiamo ricavare? Ecco, nella prima lettura abbiamo sentito come San Paolo dice che noi siamo liberati dal peccato e siamo diventati servi della giustizia. Ecco, cosa significa essere diventati servi della giustizia? Intendiamoci, cosa vogliamo dire quando parliamo della giustizia di Dio? Non è una giustizia che si amministra nei tribunali. Noi non siamo chiamati a essere dei notari e tantomeno a essere dei giudici. Anzi, Gesù ha richiamato i suoi discepoli a non giudicare nessuno, perché Dio solo è l'unico giudice e il cuore di Dio è più grande del cuore degli uomini. Quindi il concetto e l'idea di giustizia la possiamo tradurre con questo termine:
misericordia. Quando Dio giudica, usa misericordia. Ecco allora, servi della giustizia vuol dire servi della misericordia di Dio.